Zone turistiche piene di gente. La stagione, che sembrava terminare in maniera drammatica, sembra essersi ripresa. Luglio è andato bene, agosto ancora meglio, ora la speranza è proprio settembre. Se il tempo dovesse tenere, gli operatori del settore potrebbero davvero tirare un respiro di sollievo. Luglio è andato già meglio, agosto sta andando bene e per settembre abbiamo buone proiezioni, quindi ritengo che alla fine sarà, come dicevo, la prima estate in cui il turismo del Veneto segnerà un segno negativo, però non sarà così pesantemente negativo come purtroppo invece nel resto d'Italia. Gli fa eco il sindaco di Bibbione, che si dice soddisfatto di come stanno andando le cose. Siamo ripartiti, adesso abbiamo davvero il pienone, ma non può che essere così in questo mese, però siamo contenti. Riteniamo che se il mese di settembre, a cui noi stiamo molto puntando anche in termini di eventi e manifestazioni, dovesse protrarsi questo bel tempo, non dico del tutto, ma credo che possiamo recuperare ampiamente il deficit di giugno soprattutto. A sollevare una stagione che rischiava di terminare pesantemente con un segno negativo, gli stranieri, soprattutto tedeschi ed austriaci, che sono arrivati in massa. A mancare sono stati gli italiani. A soffrire maggiormente quelle zone che solitamente erano frequentate proprio dai nostri turisti. Quello che mi preme segnalare è questo: non esiste industria al mondo che possa pensare nel giro di 2 anni di rinnovare il 50% della sua clientela. Il Veneto aveva un 50% di presenza italiana. La parola d'ordine per il futuro è internazionalizzare tutte le aree turistiche. Intanto Bibbione sta pensando per la prossima stagione ad una novità: spiagge senza fumo. Noi vorremmo sperimentare per la prima volta in Italia l'intero litorale senza fumo. Attenzione però, voglio essere chiaro, non siamo una spiaggia di proibizionisti. Noi struttureremo alle spalle della spiaggia dei luoghi dove si può tranquillamente fumare. La battigia, frequentata da famiglie e bambini, spiega il sindaco, deve essere libera dal fumo, una novità che farà discutere.